Dottor Roccaberton, ha iniziato il suo mandato per Conegliano e qual è il primo aspetto, le prime problematiche che andrà ad affrontare? Sicuramente dovremmo procedere all'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge e quindi entro il 31 di dicembre. Per cui ho già avviato una serie di confronti con i dirigenti, con il segretario comunale, con i dirigenti degli uffici per individuare le varie situazioni e anche le eventuali necessità di intervento, di variazioni per poter arrivare all'approvazione nel termine previsto dalla normativa. E come funzionerà il suo mandato? I cittadini avranno possibilità di interfacciarsi con lei? Sarà previsto un orario di ricevimento con loro? I cittadini possono confrontarsi tranquillamente con il sottoscritto, però in questa situazione di emergenza legata diciamo alla pandemia è chiaro che come in tutti gli uffici ci dovrà essere una richiesta di appuntamento e verrà concessa, per cui pur non essendoci un giorno previsto per il ricevimento del pubblico, comunque è possibile confrontarsi per qualsiasi tematica possa diciamo interessare. A Conegliano ci sono ancora delle questioni aperte. Due principali sono, da un lato, i cantieri ancora aperti, come ad esempio via Amerigo Vespucci, dall'altro il caso dei contributi ai commercianti. Come pensa di affrontarli e come procederà per queste problematiche? Sono situazioni che ho già conosciuto, sebbene diciamo parzialmente. Mi sono già recato anche tra l'altro dove ci sono i cantieri di via Vespucci e mi sono anche già confrontato con i tecnici, con l'ingegnere Bortolotti, il capo dell'ufficio, per vedere a che punto sono i lavori e quali interventi sono necessari per andare diciamo al completamento e anche l'inaugurazione di questi lavori qua. Se si tratta di portare a termine un'opera già eseguita dove non ci sono diciamo implicazioni di natura tra virgolette politica, sarò ben lieto di poter chiudere diciamo in tempi per quanto i tempi tecnici lo consentano ovviamente, insomma. Per quanto riguarda i contributi a commercianti, anche questa è un intervento che intendo comunque approfondire per verificarne la fattibilità proprio in questo periodo in cui sicuramente rappresenta una categoria che stanno soffrendo molto in relazione a quelle che sono diciamo, i vari provvedimenti che si susseguono, da ultimo l'ordinanza del Presidente appunto della Regione che ha portato alla chiusura in determinati giorni di molti esercizi, per cui insomma sto già diciamo, affrontando la tematica con appunto il segretario e con gli uffici preposti per valutarne la fattibilità. Siamo in periodo di emergenza sanitaria. Nel caso dovesse verificarsi un secondo lockdown generale, sa già come si dovrà procedere per assicurare delle azioni assistenziali a favore della città? Io credo che si debba proseguire in quella che immagino sia stata già un'attività prestata nella precedente occasione del lockdown di marzo e quindi con varie iniziative come la consegna della spesa a domicilio ed altre forme di assistenza. È chiaro che anche questo necessita chiaramente di una programmazione, di amplificazione che adesso diciamo, intenderò programmare con gli uffici per poterla poi eventualmente eseguire qualora si rendesse necessario.